Perché prima Maria era un cuppolone, era una bonaccione, lo sono ancora, credimi. Però poi ho visto molta gente che voleva salire in coppia di piedi. La Vabbè, a un verità, certo me l'ha punto. attaccata a rete in rota e me l'ha strascinata a piedi. Dove raccontare la storia di Maria se non nel suo nuovo mondo? Maria, già subito ai Vede, fornelli, grazie per avermi portato a casa grazie a tua. te, lo sai, io ti ho sempre voluto bene. Maria, ora preparando giusto una ricetta, io Una a cosa ambressa me ambressa. una cosa ambressa fatta, sta proprio in due periodi della cocozza, quindi Maria, ti facciamo una cosa ambressa. La mia prima domanda, nel frattempo che frigge un poco e si biondisce, chi è Maria? Chi è Maria? Maria è una mamma, una nonna, è una femmina imprenditrice, diciamo, però io non mi sento tanto imprenditrice. Io mi sento la figlia del presidente, questo personaggio che è nato subito dopo la morte di mio padre, perché ho voluto dedicare a lui questa figlia del presidente. Anche perché proprio, cioè, essendo figlia, anche gli insegnamenti che sono venuti dal Tutti i presidente. buoni insegnamenti di papà. Questa è la citazione, quando l'hanno colta? Sono tutti buoni insegnamenti Di papà. Maria, quando è nata a figlio del presidente? La figlia del presidente è nata il 2010, perché il 2009 mio padre se n'è andato, è nata da un sogno. Quella che mi hai raccontato prima. Io mi ho fatto un sogno. Mi sono sognata il mio locale. Il giorno prima che io poi l'andassi a vedere, a notte me l'ha già sognato. Quando io l'ho visto, per me era reale, perché io già l'ho rivista. Io ho visto mio padre in quel locale, dove io scendendo una scala stavo cadendo. E mi sono mantenuta una fune, ho detto papà, aiuto, sto cadendo a basso. E lui mi ha detto, buttati, che sto qua. Ma dove stava lui? Dove locale mio? Maria, la cipolla si è Cipollina, biondita, quindi biondina mirata o guanciale? guanciale. Poi, parlando della tua storia, mo che stiamo preparando, giusto perché poi hai fatto soffriggere cipolle, guanciale. Mo ci mettiamo zucca e patate, perché comunque ci troviamo due peri di cozzo nella zucca, quindi anche la zucca asciuga i grassi. Io Lo perciò dire l'ha a me, fatta, io lo perciò dire- l'ha fatta, eh? dire a me. Mangio cocozza la mattina e sera, mio vecchio, sto scherzando. O io guanciale come frivo bello, Rilascia anche il suo grasso, e quindi. certo da rilascio Ma grasso. sta cosa di cominciare a cucinare, ok? Perché Com'è poi a nata, te lo è sapevo. esploso. È esplosa, è esplosa che io vedevo tutti cucinare sui social, tanti personaggi, che poi a volte alcuni di loro manco nuovo fritto riescono a fare però. Certi vabbè, ma io sono sempre con questi caccavelli in mano, con questi tiani in mano, mo mi accendo il telefono e faccio una prova. Ma piccio sto telefono sempre con il mio solito modo attacca, stacca, aspettate, mo vengo, e veniva a sto telefono. Pubblico un video e fa 2 milioni di visualizzazioni Wow. e non so 50 like. Da allora io ho iniziato questo mio percorso di cucina ed è andato bene perché la gente mi segue, mi va bene, soprattutto la maggior parte delle persone mi vuole bene, mi scrive commenti positivi e quindi ho continuato. Bello perché poi quella tua semplicità l'hai portata in video, perché tu sei te stessa in video, in Io privato sono me sei. stessa. Cioè non è che in video può cagnare persone, sei sempre tu. Sono sempre. Il presidente, tuo padre, famoso per il nome perché si fa mai a mangiare presidente, quindi mi sa il nome presidente. Ma Poi ci sei quella è tu. una piccola storia che è servita in quel momento là, che poi tutto il resto della storia l'ha fatto papà, cioè Certo. sulla pizza napoletana. Quindi. Poi ci sei tu a figlio del presidente. Oggi tu stai cucinando e c'è l'altra generazione che stanno facendo le pizze, I miei figli. i tuoi figli. Il progetto, perché poi è proprio un progetto, perché tu tutto quello che fai, progetti, io sto conoscendo veramente, ho avuto modo di conoscere una Maria che progetta, cioè non fai un passo se non pensi, ecco, ai tuoi figli, al dopo, ecco, sei molto prudente. Ho dovuto schemare la mia vita, l'ho dovuta resettare e poi farmi gli schemi, hai capito? Perché prima Maria era un cuppolone, era una bonaccione, lo sono ancora, credimi. Però poi ho visto molta gente che voleva salire in coppia di piedi. La Vabbè, a un verità, certo punto. me l'ha attaccata a rete in rota e me l'ha strascinata a piedi.
agito mo basta. Basta mi mettere un vestito a fessa. Mo addasci Maria Cacialli a fuori. E così ho già fatto. Senza le sue cazziatone e senza il suo affetto, perché mio padre non mi ha mai toccato con un rito. Però a volte, sai, lui era un giudice molto severo. Io le dicevo, papà, facciamo pochi pesci, mamma più pesci. Invece mi portavano un chilo di pesce, io mi portavo una spasella e mi era mettere a con lo zaffa, poi glielo cucinavo, ci lo mettevo annanzi, io tremavo. Lui Aspettando poi. era un grande chef. E si diceva, è buono, però la prossima volta fa meglio. Poi se lo arrivo sotto i baffi, diceva, io per l'ha fatto troppo saporito. E per me questa è stata una scuola. Certo. Perché io non sono aiuto a scuola. Io non ho fatto la scuola di cucina, non ho fatto la scuola di chef. Ma io la laurea al mio diploma mi sono studiato in mezza vita, soprattutto per il saper vivere. Perché oggi tu puoi essere il più grande personaggio, non sai non sai gambà, che hai età. E la mia scuola di cucina me l'ha fatto mio padre. Che bello. È tempo di zucca e patana. Pancetta, Guanciale. cipolline e olio, vai. Ah, va Patana e zucca. Facciamo soffriggere un po'. Rimasto qualcosa azzeccata in, non dai niente. Allora, Medeo, patate e zucca che hanno fatto belle arruscatelle e ci uniamo un po' di brodo vegetale. Ti hai fatto un brodo vegetale a Un parte. brodo vegetale. Qui c'è messo carota, Ma patata. una bella gallina, niente affatto. Voglio i porta tubetti caroli? con i brodo vegetali. Tu porta Patata, carolina, che mi faccio un brodo vegetale. Un brodo vegetale. Vai, a me te va. Riso. Vado meglio con questo. Riso carnaroli, carnale, come te. Carnaroli, sì. E facciamo cuocere il riso direttamente. Ma che dura che sta nella saltiano, zucca e mamma mia. patate. E che dura. Lo facciamo papuliare. Mi dispiace che potete solo vedere, ma non potete sentire. Sì. Vai, a me te assaggi sale. Io vado. Io dici c'è sul sale nella zucca. Che cai gente che capita nella vacanza. A riguardo che mi mettere un pecorino, Secondo me è buono il sale, anche se ci può mettere giusto un pizzico, però. E ci stiamo mettendo un po' un pecorino. Con pecorino poi da Ah, provola. questa responsabilità a Napoli. Ci vanno un amico, un sale meglio mancante. Non sta pure. Provola. Provola! Provola, questo, provola, dopo. Provalo. Dopo, provola. E ci mettono un po' di pepe. Sale e pepe. Pepe a me è esagerato. La fogliolella va a San Nicolo, grazie. Spiezzale piano piano con dolcezza. Il piantino sanno che noi vogliamo bene. Una foglia, poi più. Abbondandis abbondandum. E vieni. Metto l'occhio da statiano, vieni. Tieni. Vedete? Guarda come fila, La tua cuppaniella. Ma è giusto per gradire, ecco qua. Pronto? Pronto? Sì, tu? Pronto? Maria che dura. Ma secondo te, Sì. un risotto si mangia con la forchetta o con la cucciara? Ica forchetta. Io con la cucciara. O ci lo sta la faccio. casa mia? Per il tuo rispetto, Mari, grazie, Voglio. grazie. Grazie a te. Perché oltre a conoscere la tua storia, mi stai facendo pure mangiare. Cioè, oltre a mangiare, mi stai facendo conoscere anche la tua storia. Vedi che ti mangia. Mamma mia. Maria, mo ci vo. E che combinata. Ecco tu di caffè. Maria, grazie. Io ti do te. un bacio. Grazie. Maria Cacialli, la figlia del presidente. Lo voglio bene. E ancora oggi fa buona storia e pure buona pasta. Buon riso.